Ecco, dopo alcune indicazioni stradali date dai cittadini di Tarvisio, siamo giunti sulla ciclovia Alpe Adria che purtroppo è poco segnalata e adesso incominciamo a percorrerla verso Udine. Come potete vedere è bella larga, ben pulita anche i lati, c'è la segnaletica orizzontale, oltretutto ci sono anche, come potete vedere qui sulla sinistra, dei punti di ristoro, quindi così come prima impressione è un voto 10 su tutta la linea. Qui siamo giunti alla vecchia stazione di Tarvisio città appunto, e quindi siamo in pieno centro Tarvisio. Certo, anche queste vecchie stazioni potrebbero essere recuperate per fare bed and breakfast e quindi aumentare l'offerta turistica. Come potete vedere è ben utilizzata. C'è anche un noleggio bicicletta che dà direttamente sulla pista per chi magari viene a visitare Tarvisio ed è sprovvisto di bicicletta, c'è anche un servizio di noleggio. Ci sono anche molti punti d'accesso per scendere alla città di Tarvisio, quindi anche per chi magari arriva dall'Austria, dalla Slovenia, può facilmente scendere in città. Ponte. C'è ancora un po' di neve sui fianchi delle montagne. Molti escursionisti.
altre aree di ristoro. Circondati dalle montagne, veramente un paesaggio bellissimo. Dopo da qui ho già visto un paio di sentieri che portano verso la montagna, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti.
e esigenze. Qui davanti a noi altri cicloamatori con i loro mezzi, diciamo, alternativi alla bicicletta, ma rigorosamente movimento umano. Vabbè. Anche qui parecchi caseggiati abbandonati che a mio parere potrebbero essere sempre recuperati in funzione di un turismo dedicato alle due ruote, e un po' come succede in altri paesi europei che hanno già una storia trentennale di piste ciclabili, quali l'Austria. E anche questo è turismo. Ecco, qui di fronte a noi il gruppone di persone che erano con me in treno. Adesso le superiamo e continuiamo per la nostra strada. Ecco la famosa porta di Tarvisio. Che ci dà il benvenuto all'Arte Adria. Qui ci sono indicazioni con la strada, con la mappa, il percorso e altre informazioni utili. Bene, proseguiamo. Paesaggi, devo dire, meravigliosi. Un po' un peccato che ci sia l'autostrada che corre qui accanto, però vabbè, non si può togliere. E quindi godiamoci il paesaggio qua sulla mia sinistra.
Ecco, qui siamo totalmente immersi nel bosco ed è, oltretutto c'è un dolcissima discesa che fa raggiungere velocità anche abbastanza ragguardevoli, siamo sempre sui 40 km/h senza nessuna fatica, e quindi l'unica cosa che vi dico è che almeno una volta bisogna provarla questa ciclabile. Si è immersi negli odori del bosco ed è veramente, per chi ama sia la bicicletta che il bosco, è una sensazione che io trovo meravigliosa. Poter andare agevolmente all'interno di un bosco con una bicicletta anche non super accessorata. Ecco, qui c'è un'altra bella area di sosta, nel caso per fare un break, e qui si è costretti ad andare sulla strada, però essendo una strada secondaria, avendo un minimo di cautela, non dovrebbero esserci problemi. Siamo proprio in mezzo alla valle.
siamo arrivati a Valbruna. Ecco, siamo arrivati a Valbruna, il tratto Tarvisio-Valbruna è totalmente sulla vecchia ferrovia, mentre qui a Valbruna fanno percorrere una strada secondaria per poi riagganciarsi più in giù alla vecchia ferrovia. E fino adesso il percorso è stato stupendo, il fondo stradale è ottimo, e gli accessi ottimali verso le località. Ho visto anche alcuni negozi, di cui uno che affittava bici che si affacciavano direttamente sulla pista ciclabile, quindi penso che si stia incominciando a creare un po' di attenzione verso questa ciclovia che di fatto porterà i turisti su due ruote che vengono giù dall'Austria verso Grado.